l'orientamento dei 5 Stelle è quello di non prendere in giro la gente. No, perché noi abbiamo preso in giro la gente. Beh, ti faccio un esempio di presa in giro? Perfetto. Non siamo obbligati, noi facciamo delle donazioni volontarie al partito se ricopriamo delle cariche e in base alla carica che ricopriamo scegliamo di corrispondere di solito il 10% del proprio emolumento, dal consigliere regionale che versa 1.500 euro al mese al capogruppo in Parlamento, il quale versa anche 3.000 euro al mese in questo momento, perché ovviamente venendo meno i finanziamenti ai partiti noi ci autofinanziamo. Questo è quanto ogni mese versiamo. Quante volte abbiamo detto che le indennità dei consiglieri regionali o dei parlamentari devono essere dimezzate? Loro perché non lo fanno? Perché hanno tolto il finanziamento pubblico ai partiti, ma utilizzano i soldi che danno come indennità ai consiglieri regionali e ai parlamentari per finanziare i partiti. Quanto Questa come la chiamate? Spesa al mese, non la chiamate, dai, non la chiamate presa in giro? Prima si è detto quanto restituisce la consigliera Zilli. Allora, visto che parliamo di cifre, bene, il fumo negli occhi di cui parla la consigliera Zilli sono circa 200.000 euro che il sottoscritto in 4 anni ha restituito ai cittadini della regione. 200.000 euro. Qui Zilli lei non ci arriva, eh? No.